Va ora in onda il programma settimanale La Carnia. La Carnia raccontata paese per paese, un ciclo di trasmissioni di Radio Stereo Carnia a cura di Luciano Romano e Iole De Crillis. La regia è di Cesare Gobbo. Hanno collaborato tutti i comuni della Carnia. Oggi parliamo di Sutrio. Vi augurano buon ascolto Luciano Romano e Iole De Crillis. Ci stacchiamo dalla statale che sale da Tolmezzo verso il passo di Monte Croce Carnico e passiamo in un panorama sempre bello come un po' in tutta la Carnia sulla riva destra del But. Un paese pieno di capannoni piccoli, grandi, di medie dimensioni, con tante insegne che dimostrano che siamo nel centro del mobile, a Sutrio. Adagiato su un dolce pendio, presenta l'aspetto del paese attivo che lavora, che svolge la sua attività lavorativa prevalentemente in loco. Quanti siamo? Dove siamo? Come siamo? Che cosa facciamo? Eccovi la sfida del nostro comune. La superficie del comune di Sutrio è di 21,06 km². I suoi confini amministrativi sono questi: Paluzza, Arta Terme, Cercivento, Ravascletto, Ovaro e Zuglio. Il municipio ha sede a Sutrio, nel capoluogo, in via Roma 35. Le sue frazioni sono queste: 3 compreso Sutrio capoluogo e quindi Priola e Noiaris. Gli abitanti di Sutrio attualmente sono 1530, di cui 745 maschi e 785 femmine. Questo è il numero degli abitanti per fasce d'età: da 0 a 15 anni 300 persone, da 15 a 30 anni 297 persone, da 30 a 60 anni 603 persone, oltre 60 anni 330 persone. Interviste a voi. Di qual Bruno Di qual, 37 anni, artigiano mobiliere.
assessore alla ricostruzione, industria e artigianato nel comune di Sutrio. Intanto, prima di tutto, artigiano mobiliere. Ecco, lei lavora in proprio. Si lavora in proprio. Cosa fa in particolare? Ho un'azienda artigiana, siamo 3 soci e lavoriamo nel campo dell'arredamento. Tutto l'arredamento oppure, non so, le camere da letto, i soggiorni? Tutto l'arredamento in genere, però tutto un discorso su disegno con architetti, cioè un tipo di artigianato già a un certo livello, insomma. Bene, le ho fatto dire questo perché è giusto che i nostri ascoltatori sappiano anche cosa fanno, cosa lavorano gli assessori comunali, i consiglieri, cioè che qualcuno non debba pensare che vivono di rendita. Ecco. Detto questo, ci sono diversi problemi, credo, anche a Sutrio. In particolare vedo che lei è assessore alla ricostruzione, all'industria e all'artigianato. L'artigianato sicuramente qui a Sutrio assume una grossissima importanza. E come lo sta assumendo il problema della ricostruzione dopo quella bella sventola che il terremoto ci ha dato. Allora, di cosa preferisce parlare prima? Dell'artigianato o della ricostruzione? Possiamo parlare prima della ricostruzione, che forse è il problema più importante in questo momento per la popolazione di tutto il comune di Sutrio come tutta la Carnia. Benissimo, allora parliamo della ricostruzione. Il Sutrio ha avuto molti danni dal terremoto. Identificare i danni in cifre sarebbe un po' troppo facile dopo che sono stati fatti i conti. Cioè, sicuramente non ha avuto i danni che sono stati nelle zone maggiormente colpite come Lenzone, Gemona, la Bassa Carnia. Comunque ci sono stati danni consistenti dal maggio del 76 e settembre mi pare l'ultima scossa di terremoto del 76 ad oggi, specialmente in questo ultimo periodo, in questo anno, è stato fatto un passo abbastanza considerevole su quello che consiste la ricostruzione. Nel settore dell'intervento privato abbiamo quasi esaurito in tutto la riparazione quasi, della casa. Ci sono ancora pochi casi che sono dovuti a ritardi in quanto le abitazioni non sono di un solo proprietario, ci sono diversi, quindi c'è una certa difficoltà a partire con i lavori. Nel campo dell'intervento pubblico quest'anno abbiamo fatto un lavoro abbastanza considerevole con la Cosme, anche se abbiamo avuto notevoli difficoltà a riuscire a partire, a farci anche capire, perché con queste ditte qua bisogna anche certe volte... Ecco, adesso le chiedo una cosa, una previsione così. Quanto tempo ci vorrà per completare l'opera di riparazione delle case a Sutrio? A partire. Se in questo momento avessimo perfezionato tutte le pratiche, si potrebbe pensare che in un periodo massimo di 3 anni, ad essere anche un po' ottimisti, dovrebbe essere portato a termine tutto il discorso della ricostruzione, sempre tenendo conto di poter contare sulle ditte che abbiamo contattato e con le quali pensiamo di portare avanti il discorso. C'è però una situazione un po' difficile in quanto molte abitazioni probabilmente non si potranno riparare entro questo termine di tempo, in quanto sono tutte abitazioni con più proprietari. Ci sono proprietari che sono interessati a portare a termine l'intervento e sono proprietari che non sono interessati per niente e pertanto anche sollecitati più volte dall'amministrazione con incontri, inviti scritti, verbali e in maniere anche diverse, purtroppo a tutt'oggi non prendono in considerazione l'opportunità di lavorare. Bene, adesso parliamo un attimo dell'artigianato, un problema che soprattutto per il comune di Sutrio è sicuramente tra i problemi più importanti, anche perché mi pare siano moltissimi gli artigiani qui. Mi sa dire quanti sono, ad esempio? In questo settore, tra ditte artigiane, industriali e commerciali, dico anche industriali in quanto ci sono
sono comprese anche le ditte industriali nel mio, e troviamo circa 40 aziende con una forza lavoro di 248 tra dipendenti e titolari o soci, più o meno. Ci sono delle difficoltà attuali in questa attività oppure l'attività va avanti nonostante questa situazione di crisi generale? La crisi generale è nazionale, se si vuole così dire, si ripercuote anche nel nostro piccolo, nel nostro ambiente, in quanto ci sono diverse ditte che attraversano stanno attraversando un momento di difficoltà che è dovuto al mercato più che altro e anche a situazioni diverse che si ripercuotono su tutto il loro programma. Insomma. Io qui dovrei fare una lamentela come amministratore, in questo senso. L'amministrazione forse ha tenuto poco, non che abbia tenuto in poca considerazione l'attività artigiana e industriale del nostro comune. È solo che è stata troppo impegnata nel comprensorio dello Zoncolan, è stata troppo impegnata sotto il profilo economico e anche sotto proprio il profilo dell'impegno continuo per risolvere molteplici problemi che lo Zoncolan ci ha creato e ci sta creando. E in questo senso l'amministrazione ha potuto fare anche poco per gli artigiani di Sutrio e io questo penso che lo possano confermare quasi tutti. Faremo una domandina ad hoc al sindaco successivamente. Volevo dire ancora due paroline su questo tema, poi il sindaco eventualmente chiarirà meglio questo aspetto che l'aspetto precedente. A Sutrio sono da diversi decenni che si lavora nel campo del mobile, sono diverse imprese che sono andate avanti bene fino ad oggi, sono fatte da sole. Non è stato riconosciuto in nessun modo cioè noi abbiamo chiesto anche ultimamente come amministrazione comunale ci stiamo facendo promotori per poter ottenere la zona che sia riconosciuta la zona industriale artigianale come è stata riconosciuta a Tolmezzo, la zona artigianale qua su a Tolmezzo e la zona industriale a Villa Santina, onde le aziende artigiane che operano nel nostro comprensorio qui di Sutrio possono ottenere tutte le agevolazioni che hanno queste imprese che operano nel territorio di Villa Santina, nel territorio di Tolmezzo. Altrimenti porteremo via quei pochi ancora volenterosi che avranno un'intenzione di continuare a lottare per poter mantenere i posti di lavoro nel nostro territorio. E qui ribadisco che il nostro comune, dopo Tolmezzo, è il secondo comune in Carnia con la più bassa percentuale di diminuzione della popolazione e questo confortante dato è dovuto esplicitamente alla presenza degli artigiani e dei piccoli industriali e commercianti che operano qui nel nostro comune. Quindi io chiedo con insistenza che sia fatta proprio da tutta l'amministrazione comunale, chiedo, e lo ripeto un'altra volta, che si cerchi di far ottenere alla nostra zona qui di Sutrio il riconoscimento come le zone di Villa Santina o la zona di Tolmezzo per poter avere i benefici che la legge dispone in questo caso. Secondo lei cosa possono fare gli artigiani per poter dare una mano nel settore turistico e quindi dare anche una mano a superare questo periodo di crisi che ci attanaglia un po' tutti? Da parte mia, e questa è un'opinione del tutto personale, credo che gli artigiani, gli industriali ed anche gli operatori turistici del comune di Sutrio debbano ricercare assieme, e quando dico assieme sono estremamente convinto,
che devono farlo assieme, maniere nuove per coagulare gli sforzi di ognuno in uno sforzo comune, onde ottenere il risultato tanto sperato di rilanciare la comunità sutriese verso nuovi traguardi. Attività produttive e numero degli addetti per settore di attività. Nell'artigianato 154, nel commercio e turismo 65, nell'industria 205, agricoltura 104, ai servizi 57 addetti. Queste le associazioni esistenti a Sutrio. I donatori di sangue hanno due sezioni. In una è presidente Selenati Egidio e nell'altra Nodale Enrico. Queste le società sportive. Nel calcio, Associazione Mobilieri è presidente Straulino Sergio. Nel Sci Club invece è presidente Straulino Enzo. Inoltre abbiamo l'Associazione Alpini con presidente Selenati Egidio. Abbiamo la banda di Sutrio, molto importante, di cui è presidente Nodale Ermando. Abbiamo anche i pescatori e presidente Straulino Lindo. I cacciatori con il presidente Chiapolino Giovanni. Qui con noi è Enrico Nodale, 31 anni, artigiano mobiliere. Ecco che qui, che artigiano mobiliere, lei lavora in proprio, dipendente. Benissimo. È presidente della sezione donatori sangue dell'AFDS, cioè dell'Associazione Friulana Donatori Sangue. Chiediamo subito, quanti donatori siete qui a Sutrio? Attualmente qui a Sutrio ci sono circa 120 iscritti. E tra questi sono molti giovani. Molti giovani, direi il 70%. E le donne? Donne direi pochine un po', Poche. il 10% circa. Chissà perché. Forse per motivi personali delle donne, non so io. Che abbiano un po' di paura, un po' di riguardo a farsi vedere. Ecco, Ma non direi. No, non per questo. Sono terribili, neppure. Bene. E l'autoemoteca quante volte viene qui? A Sutrio viene 2 volte l'anno. 2 volte all'anno, è sufficiente 2 volte all'anno? È sufficiente e no. No, cioè ci Insomma, sarebbe la possibilità di un'altra venuta, però avendo il centro di raccolta a Tolmezzo pensiamo di deviare un po' di donatori, quelli che possono, quelli che si sentono meglio di recarsi a Tolmezzo. Ecco, allora diciamo, nell'ultimo anno, quante donazioni, quanti prelievi si sono verificati? Si sono verificati 100 prelievi. 100 prelievi, quindi 100 su 120. Su 120, beh, una buona media mi pare. Ma insomma, per da questo buon comune, presidente lei non è contento? Sì, non troppo, ma comunque devo nuovamente ringraziare tutte queste persone, insomma. Che hanno dimostrato la loro generosità. Bene, io la ringrazio di queste notizie che ha dato ai nostri radioascoltatori e le auguro di poter ampliare il numero dei donatori e soprattutto aumentare anche il numero delle donazioni, cercando di portare all'interno di questa sezione anche delle donne. Grazie. Grazie. E col
sottofondo dell'armonica di Pane, che ci accompagna con musiche tipicamente di Sutrio, parliamo un po' di questa località. Fu certamente tra i primi luoghi abitati dell'Alta Valle del But. L'insediamento antico era posto sulla costa del monte sopra San Nicolò. Ora qui sorgono i boschi, che sovrastano un po' tutto l'abitato nella parte più ripida, mentre dove il declivio è dolce, la campagna si rivela insolitamente curata. Qui probabilmente ci può ritrovare la possibilità di economia integrata, da un lato l'artigianato, dall'altro un'agricoltura di tipo familiare. Si sta presentando anche la possibilità di sfruttare il turismo, che richiede sicuramente cambio di mentalità, adattamenti nuovi, forse anche investimenti coraggiosi. Sutrio, lo sappiamo tutti, è specialmente nota per il settore del mobile, ma sta ora affrontando una nuova possibile fama per una nuova attività, appunto quella del turismo. Infatti a qualche chilometro sta sorgendo, anzi è già in avanzata fase di realizzazione, addirittura già fruibile, un nuovo centro di sports invernali, quello dello Zoncolan, ubicato tra la Val Calda e la Valle del But. Angelo Nodale, 44 anni, insegnante di matematica alle scuole magistrali di Tolmezzo, sindaco del comune di Sutrio dal 1970 al 1980, un grande appassionato di istituzioni, delle varie istituzioni locali, un grosso sostenitore del corpo bandistico di Sutrio. Ecco, ad Angelo Nodale noi chiediamo, al professore dovrei dire, chiedo scusa, al professor Angelo Nodale, non si preoccupi. Chiediamo intanto così una brevissima panoramica su Sutrio per la sua conoscenza che ha avuto dei problemi di Sutrio stesso nel periodo in cui è stato sindaco. Beh, preso così alla sprovvista non è facile fare una panoramica su Sutrio, che è un comune, viene chiamata la Milano della Carnia, non vorrei fare un po' di retorica, però Sutrio indubbiamente è un comune effervescente sotto tutti i punti di vista, cioè le istituzioni locali fioriscono a tutti i livelli, istituzioni di carattere sportivo e ricreativo. Purtroppo qui ci si lamentava anche prima con l'assessore della comunità montana Morfetta che i circoli culturali hanno tentato, sono nati, poi purtroppo sono caduti, ma dovrebbero fiorire un po' di più. In queste istituzioni, a onor del vero, tutti i sutriesi si danno da fare. Insomma, io qui non posso elencarle tutte, ma comunque dallo sci club, immobiliere, la squadra di calcio, il corpo bandistico, le associazioni, qui hanno già parlato di donatori di sangue, comunque tutte istituzioni che fanno un po' da tessuto per il comune e che animano un po' un comune che sotto i molteplici aspetti, qui si è già parlato dello Zoncolan, delle varie attività artigianali, quindi danno un tono al comune di Sutrio, un tono indubbiamente vivificante e vivo, un tono che non può essere che positivo, insomma, in una zona qual è la Carnia, in una regione, in una piccola regione, in un piccolo contesto qual è quello della Carnia. Benissimo, però l'istituzione diciamo più nota, ecco, più universalmente nota, quantomeno nota anche al di fuori di Sutrio, è sicuramente il corpo bandistico. Ecco, io so che suo papà è presidente di questo corpo bandistico da diversi anni, non è potuto essere presente, però lei, anche se non è stato delegato proprio forse ufficialmente a farlo,
conosce certamente questa istituzione per potercene parlare. È un'istituzione che non è secondaria, perché un corpo bandistico potrebbe così apparire una istituzione di secondo piano, ma è un'istituzione che a Sutrio è molto sentita, sia sotto, diciamo, l'aspetto, il ruolo culturale, e indubbiamente lo studio della musica che viene fatto, diciamo, l'insegnamento della musica che viene fatto con grande passione dal maestro Angelo Prenna, che viene a Sutrio quasi da 25 anni ormai, è un fatto culturale. E poi anche dobbiamo vedere l'aspetto sociale, l'aspetto indubbiamente positivo di tenere uniti 40 componenti che sono noti, diciamo, in Carnia e anche fuori. Peccato che in questi ultimi tempi abbiano avuto un po', diciamo, di calo sotto l'aspetto delle prestazioni. Si vede che il coro di Villa Santina o altri, diciamo, aspetti, altre istituzioni in altri campi hanno avuto maggior successo. Comunque la banda di Sutrio va diciamo, apprezzata per la sua attività, per l'impegno, perché qui si parla anche qui di tradizione quasi centenaria, perché a Sutrio esistevano filarmoniche e bande ancora verso la metà dell'Ottocento, quindi è una istituzione che ha le sue radici, si può dire, secolari. E attualmente è un'istituzione di primo piano, insomma, a Sutrio, un'istituzione riconosciuta, valida e apprezzata da tutti. Grazie. Abbiamo accanto ai nostri microfoni il cavaliere Egidio Selenati, 43 anni, direttore tecnico di cantiere, È presidente della sezione carnica donatori di sangue, la CDS, ma è soprattutto presidente del gruppo ANA, cioè del gruppo degli alpini in congedo di Sutrio. Chiediamo intanto quanti siete di ex alpini? Attualmente il gruppo ANA di Sutrio conta 92 iscritti. Le sue origini risalgono dal 1930, anno della sua costituzione, quando un gruppo di animosi alpini in congedo fondò questo gruppo, guidato dall'allora sergente maggiore Emilio Giobatta, detto Galo. Era gestore qui in osteria, era proprio l'animatore principale del gruppo, quello che praticamente ha continuato fino agli inizi del secondo conflitto mondiale. Poi il gruppo per un periodo, diciamo così, di 15-16 anni è stato fermo e nel 1964 è stato ricostituito ad opera del cavaliere Attilio Straulino, che fu anche sindaco di Sutrio. Il cavaliere Straulino guidò per un settennio, per 7 anni, cioè il gruppo ANA di Sutrio, e cioè fino al 1971. Dopo diverse volte sollecitato a continuare, non rassegnando le dimissioni, ma bensì additando qualche giovane che potesse continuare questa attività di capogruppo, un bel giorno ci siamo incontrati da veri amici scarponi in una semplice assemblea, così sono fatte le nostre adunate, così chiamiamole, no? Nella quale il sottoscritto fu acclamato all'unanimità capogruppo locale di Sutrio, anche non meritandosi, per il semplice fatto che prima di me ce n'erano tanti che avevano fatto la guerra con meriti particolari, decorati anche di medaglie d'argento, ma a un certo momento, trovandomi anche nell'imbarazzo della scelta, per il semplice motivo che a lasciar cadere una istituzione, un'associazione come quella dell'ANA, in un momento che appunto la popolazione sentiva abbastanza con calore, abbastanza con un significato, diciamo, anche profondo questa cosa, ho ritenuto opportuno accettare e da allora sono ancora in carica, dopo
diversi anni. Ecco, una domanda soltanto, Sì. cioè, anzi una precisazione Sì. verrei a fare. Lei ha detto che non merita perché non ha fatto la guerra. Cioè volevo significare Ecco, appunto... permetta, non Sì. è che noi che non abbiamo fatto la guerra, pur non siamo troppo Non è colpa giovanissimi nostra che più, siamo nati ecco, non dopo, è colpa ecco. nostra, ecco, diciamo che le Se non l'abbiamo associazioni di fatto questo vuol dire che genere... sentiamo quei valori, ecco, Ecco, questo è tramandati importante. da coloro che purtroppo hanno dovuto... Una cosa che invece mi interessa far soffrire. conoscere agli ascoltatori è Sì. questa. Mi dica. Ci sono molti giovani nel gruppo dell'ANA di Sutrio. Direi che l'ANA del Sutrio in questi ultimi tempi, non voglio alcun merito al sottoscritto e neanche ai collaboratori più stretti, ma appunto per il semplice motivo di avere un capogruppo di una certa età, lui stesso trascina con sé, porta dentro nell'ANA dei giovani. Quindi gli Che vengono a alpini far che parte- vengono fuori dalle armi Diremmo che l'ANA del praticamente... Sutrio ha un'età media di 35 anni e questa è una buona cosa. Benissimo. Ecco, un'ultima cosa mi interessa conoscere. Sapere cioè qual è l'attività che il gruppo ANA di Sutrio va svolgendo e specialmente qual è la partecipazione degli alpini di Sutrio alle adunate alpine nazionali. L'attività del gruppo ANA di Sutrio, come del resto in tutti gli altri paesi della Carnia, si riassume nell'assemblea annuale che si fa all'inizio dell'anno. Da questa assemblea si traccia un programma nel quale si cerca anche di inserire delle feste locali, come noi appunto nel 1980, il 17 di agosto, abbiamo celebrato il 50° di fondazione del nostro gruppo, con grande partecipazione di popolo e di alpini in congedo. Lei mi ha fatto una domanda, era quella precisamente della nostra partecipazione alle adunate nazionali. Direi che la Carnia partecipa in massa, si può dire all'unanimità, come affluenza di paesi, di comunità, perché deve ricordare che non soltanto i paesi capoluoghi di comune, ma anche delle frazioni hanno il loro gruppo ANA, come Butea, Cleulis, Lovea, Vierico e tanti altri paeselli. Per cui di solito le adunate nazionali vengono celebrate durante la primavera, quasi direi sempre il mese di maggio, per cui non è difficile anche organizzarsi perché la stagione diciamo è buona, però l'entusiasmo è maggiore quando si pensa che anche i giovani, come lei prima insisteva sul punto di vista dei giovani, partecipano con entusiasmo e con significato vero e proprio, cioè nessuno si permette di andare a dire a uno perché non viene alla giornata nazionale dell'ANA, è lui stesso che viene e si organizza in modo tale da partecipare proprio in proprie spese. Ma il cavaliere Egidio Selenati è anche presidente, come avevamo detto prima, della sezione carnica dei donatori di sangue, che in sigla si dice ACDS. Chiediamo al cavaliere Egidio quanti sono i donatori di questa sezione e quale attività vanno svolgendo. La sezione donatori dell'Associazione Carnica di Sutrio conta circa 52 iscritti, dei quali dico subito una quindicina inattivi per il semplice fatto di persone anziane che via via purtroppo devono abbandonare il campo del dono per, se così è possibile, far continuare i giovani. Abbiamo avuto anche un confortevole numero di giovani che in questi ultimi tempi sono venuti a donare, non con tanta costanza come i tempi di una volta, come a 20 anni fa, che era una cosa, diciamo così, più sentita e la gente partecipava con più sensibilità. Questo forse era dovuto anche un po' al mondo giovanile che è attratto da altre attività, come diceva anche il maestro Molfetta, che amano più praticare lo sport, praticare diciamo altre attività, forse così più leggere, più frivole, non per questo che non siano importanti, ma ritengo a sottolineare che il dono del sangue è al di sopra di tutto e di tutti, perché come dice anche la nostra sigla, il nostro motto, il sangue che l'uomo dona non ha frontiere, non ha colore.
per il bene di tutta l'umanità. Questo tengo a sottolinearlo perché sono il Presidente dell'ANA, ieri alla patria, oggi all'umanità, non ho altro da aggiungere. Riflettere su queste motivazioni è sufficiente. La ringrazio. Dai microfoni di Radio Stereo Carnia continuiamo ad ascoltare la scheda sul Sutrio. Questi sono i servizi che il Comune offre alla popolazione. Il servizio medico, con un medico, il dottor Manlio Cariglia. C'è la farmacia, la posta, la banca ed anche il servizio veterinario. Esiste anche un servizio dei vigili del fuoco volontario. C'è anche il vigile urbano che si chiama Rino Valle. Le comunicazioni e i trasporti sono assicurati dallo scuolabus per le scuole e dai pullman di linea per i collegamenti esterni. La località è un luogo naturalmente sicuro dalle acque e in posizione soleggiata, quindi gli antichi avi, gli antichi originari di Sutrio avevano scelto il luogo dove porre il primo insediamento proprio al riparo dalle acque e in una posizione anche riparata dai venti. Sulla origine dei cittadini di Sutrio c'è veramente poco da dire, anche perché non si hanno notizie precise, quindi non si sa bene da cosa derivi neppure il nome di Sutrio, anche se qualcuno, forse con qualche forzatura, sostiene che possa derivare dalla Sutri etrusca. Quindi viene messo un po' in relazione con gli umbro-etruschi che transitavano per le nostre zone, diretti gli scambi del nord, ma la sua origine, come dicevo, rimane oscura. Non si hanno neppure notizie sulle vicende vissute dalla località in epoca medievale. Nel periodo patriarcale, in quello del dominio della Serenissima e nei successivi, la zona deve aver vissuto le vicende comuni a tutta l'Alta Carnia. Rimane soltanto nella tradizione popolare il ricordo di un castello che doveva sorgere sul colle di Ognissanti. Recenti scavi all'interno delle pareti a sud del colle hanno messo in luce frammenti di capitelli e anelli di ancoraggio in ferro. Sono scarsi elementi che potrebbero però trovare conferma nello stemma del comune dove appare appunto una torre. Sudri.
Sudri è considerata una piccola Milano, dappertutto fabbricas, ogni casa un artigiano. Da sempre Sudri esiste l'arte di lavorare legno, con tecnica, creatività e tanto ingegno. Tutti che passano si fermino un momento per visitare la mostra dal mobile permanente.